Eccoci qui perché oggi incontriamo un ospite davvero eccezionale, Gino Gerosa. Lui è direttore della cardiochirurgia della clinica universitaria ospedaliera di Padova. Buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno a lei. Allora, lei è l'uomo dei primati, questo lo possiamo dire senza essere smentiti, perché nel 2007 lei ha fatto il primo impianto di cuore artificiale sull'uomo in una persona. In Italia, chiaramente in Italia. Nel 1985 c'era stato anche, lo ricordiamo, il primo trapianto di cuore del professor Gallucci. Lei nel 2007 ha fatto questo risultato, nel 2018, proprio l'anno scorso, ha fatto un intervento con una tecnica molto particolare, evitando l'apertura, l'operazione a cuore aperto ed asportando una massa tumorale. Ci sono altri primati che ha... Beh, devo dire che come cardiochirurgia di Padova negli ultimi anni abbiamo eseguito diversi primi interventi in Italia, ma anche diversi primi interventi al mondo. E quindi grazie a un lavoro di equipe, perché non è chiaramente il lavoro di una singola persona, ma di un intero gruppo, quindi cardiochirurghi, anestesisti, tecnici per la circolazione extracorporea e infermieri della cardiochirurgia di Padova hanno permesso questo. Allora, la chirurgia prima era invasiva, si può definire così, poi è stata mini-invasiva, adesso è micro-invasiva. Che cosa vuol dire questa parola? Allora, i cardiochirurghi potevano correggere le alterazioni strutturali cardiache in origine, aprendo il torace, usando la circolazione extracorporea e fermando il cuore. Dopodiché si è passati dalla cardiochirurgia standard, chiamiamola così, alla cardiochirurgia mini-invasiva, ovvero una piccola incisione per accendere il cuore, ma utilizzando sempre la circolazione extracorporea e fermando il cuore per poter aprire le cavità cardiache e accedere al loro interno. Oggi è il momento della cardiochirurgia microinvasiva, il che vuol dire una piccola incisione, ma poter correggere le alterazioni strutturali cardiache senza usare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore, utilizzando quindi le tecnologie transcatetere. Naturalmente a questo punto il cardiochirurgo non guarda più con i propri occhi, ma necessita di tecniche di imaging, pensiamo ad esempio all'ecocardiografia transesofagia tridimensionale, che permette di guardare all'interno del cuore non aprendo più le cavità cardiache. Non vedendolo realmente. La nostra è una macchina davvero particolare perché fa 3 miliardi di battiti, se non sbaglio, in una vita media. Beh, il nostro moltiplicare 70 battiti al minuto e arriviamo a quella cifra, quindi è una macchina davvero perfetta, però si può usurare, si può rovinare. Lei sta lavorando su un progetto davvero avveniristico, quasi un sogno, tra virgolette, il cuore bionico. Che cos'è? Allora, noi vogliamo sviluppare, come Padova e come Sistema Italia, diciamo, un cuore artificiale totale che garantisca non solamente la sopravvivenza del paziente, ma la qualità di vita. Perché i pazienti ti chiedono la sopravvivenza ab inizio, ma un minuto dopo che gli hai garantito la sopravvivenza ti chiedono una vita di qualità, e questo è comprensibilissimo. L'unico cuore artificiale totale attualmente disponibile, che è quello che abbiamo impiantato per la prima volta in Italia ancora nel 2007, è un cuore che garantisce sicuramente la sopravvivenza ma una pessima qualità di vita, e quindi è inteso ancora come ponte al trapianto di cuore. Ma sappiamo che oggi non abbiamo abbastanza cuori per poter rispondere alle necessità dei pazienti che lo richiedono. Nonostante l'Italia sia un paese dove ci sono tanti donatori, lei ha cercato molti fondi per questo suo progetto. Sempre pacche sulle spalle mi danno, dice lei. Perché non si riescono a trovare questi fondi? Non è che non si riesca a trovare questi fondi, dipende dove vai a cercare questi fondi, perché naturalmente possono essere fondi istituzionali, e mi aspetterei che questi dovrebbero essere i primi fondi a disposizione, oppure fondi da privati, però molto spesso se li cerchi nei private equity fund o cose del genere, naturalmente questi richiedono un ritorno economico nell'arco di 3-5 anni, magari di 10 volte superiore all'investimento iniziale, e questo per un cuore artificiale totale non può essere. Ci vogliono guadagnare, insomma, però c'è un progetto. È normale, questo voglio dire. È normale, certo, nessuno lo critica, però ecco, un finanziamento importante invece della Regione è arrivato per un progetto che si chiama Life Lab. Ce lo spiega? Questo ringrazio il Presidente della Regione, il Governatore Zaia e la Giunta regionale, perché sono stati veramente lungimiranti, perché hanno finanziato con 3,5 milioni di euro un progetto che si chiama Life Lab. È un progetto che non ha eguali sicuramente in Italia, ma anche in Europa. Bisogna andare negli Stati Uniti, forse a Pittsburgh o a Wake Forest University, per trovare un gruppo di ricerca che mette insieme 23 gruppi di ricerca individuale, tutti focalizzati all'utilizzo delle tecniche di ingegneria tissutale per sviluppare sostituti biologici. Noi decellularizziamo valvole, condotti arteriosi, trachea, esofago, muscolo, vescica, anche cuore in toto, polmone in toto, fegato in toto, per cercare di ottenere degli scaffold che potrebbero essere ripopolati con le cellule staminali del potenziale ricevente, quindi trovare dei sostituti di tessuti ed organi per quei pazienti che ne hanno bisogno.
Bene, allora buona fortuna a lei, buona fortuna al Cuore Bionico e alla ricerca e grazie per essere stato nostro ospite. Noi torniamo ai titoli dei quotidiani.